Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Incidente mortale sul lavoro a Salerno, la vittima è il 29enne Antonino Donato di Messina, ferito gravemente anche un suo collega, entrambi sarebbero stati travolti da un camion impegnato in operazioni di trasporto container. Formulata l'accusa di istigazione al suicidio nei confronti di un addetto alla distribuzione di carburante e un amico di Ayman Serti, il sedicenne trovato morto nel messinese lo scorso febbraio. Denunciato 38enne marocchino per tentato furto aggravato a Catania, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre rubava i pezzi di ricambio da una Fiat Panda, nonostante si fosse disteso sui sedili nella speranza di non essere notato. Nel mirino dei carabinieri un cantiere edile a Benetico, in provincia di Messina. Il titolare è stato denunciato e sanzionato per oltre 10.000 euro per aver messo in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. In conclusione il meteo, in Sicilia nella giornata di domani si prevedono cieli sereni e condizioni meteorologiche stabili. La Protezione Civile regionale ha diramato lo stato di preallerta per rischio incendi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.